si mangia, eh? Pronto? O porco, venire e cara sangue. Adesso posso ascoltare le vostre richieste. Lo sporco di sangue sono. Dai. De selvaggio, sape. Merda. Sape de selvaggio. Che schifo. Schifo. Fermate, che mi stai sentendo male, fermate. Che succede, Masino? Saruzzo sta correndo troppo, uccidendo un capo di Cosa Nostra senza chiedere permesso alle famiglie. Questo scatenerà una guerra. Andiamo pronti siamo, ma sì. Ma ne va, pigliarci la catania, ma capito?
minchia chi c'è da? Oh, te! Mo! Ma che minchia sta facendo? Ma che minchia? Testa di cazzo! Tu sei cosa che non conta! Con tutte queste motte che stiamo facendo, ti metti a sparare vicino al paese! Minchia era a me no, da dove te? Dammi sta Ma pistola, te! dammi sta pistola. Pronto, donna Iscia, come state? Come volete che stia? Con un fratello in meno. Me l'hanno ammazzato. Vi capisco e mi unisco al vostro dolore. Oggi vengo a trovarvi. Ne sarete felice? Sì. Sì, vi aspetto. Ma un minchia si andare chi sta? Ma? Madonna Iscia, ma un devi essere a mucciare? Entra. Io capisco il dolore di tutta la vostra famiglia, perché Don Salvo è un pilastro per la nostra cosca, ma anche un buon padre, una persona gentile. Per questo merita vendetta. Mio fratello diceva, Saruzzo è intoccabile. E chi l'ha detto che dobbiamo colpire lui? Dobbiamo colpire uno dei suoi picciotti. Mettiamogli paura e soprattutto facciamogli capire chi sono i Camastra. Ok, voglio giustizia. Mandate i picciotti ad ammazzare il loro contabile di fiducia. Faccio il caffè, così ce lo prendiamo. Prego, donna Pina. Grazie. Donna Iscia, io devo andare. Grazie di essere venuta. Vi ringrazio. Alduzzo, vedi che c'è travaglio per te.
Ma sì. Fategli avere un funerale come si deve. E non gli fate mancare niente alla famiglia. Non vi preoccupate. Hanno appaiato tutte. E da me, Angelozzo. Mettetegli un gonzolo sopra e fatelo scomparire. Ma sì. Quando Don Zaruzzo, la salma è stata onorata, come volevate voi. Oggi vi ho riunito qua per farvi capire che dobbiamo stare calmi. Caccia la mano da pezzi vichinga donnatina. E noi dobbiamo dimostrare così. Ha ragione Benito, dobbiamo fargli venire i soci verdi. Facciamo questo, facciamo quello. Vediamo che la vita a fare che lo carico io. Chi lo capisce è amico mio. Chi non lo vuol capire, ci facciamo capire in altro. Angioluzzo, amico nostro era. È anche un picciotto nostro. Però se non l'avete capito, loro vogliono questo. Questo cosa, Don Saro? Che noi reagiamo alle loro offese. E facciamoli contenti. Piaccia la vita a Uccaran, Don Zaro ha fatto guerre che voi non vi potete neanche immaginare. E io la penso come lui. Dobbiamo riflettere. Non dobbiamo agire distinto. È bravo Masino.
Vedo che hai imparato. E adesso picciotti, voglio fare un brindisi al nostro proseguo e soprattutto a Angeluzzo. Angeluzzo. Angelozzo. Ho fatto chiamare Giulia, sta arrivando. Don Zaro, al vostro servizio. Ciao Giulia, devi chiamare a donna Iscia. Devi fargli capire che mi hai tradito, a me e a tutti gli altri. È un momento giusto e ci scacciamo la testa. Deve rimpiangere quel giorno che ha ordinato l'omicidio di Angeluzzo. Sarà fatto, Don Zaro. Benito, Telecca. Salutiamo, Don Zaro. Non la lasciate da sola. Assolutamente no. Ma qui a quest'ora? Come chiama? Ma. Pronto? Donna Iscia, Così? sono Giulia. Ah, ma un numero che tu dessi? Il vostro numero l'ho preso dalla rubrica di Don Zaruzzo. E vi sto chiamando perché ho capito che il mio cuore appartiene alla famiglia Camastra. Ah, capito. Era ora che qualcuno tradiva Don Saro. Sì, sai che ti dico? Ti aspettiamo a casa. Sì, oggi pomeriggio. Va bene? Ok, donna Iscia. Sono contenta che credete in me. Ma che sorpresa. Dove stai andando? Donna Iscia mi sta aspettando. Alza le braccia. Girati. Vabbè, vieni con me. Si attacca. Donna Iscia! Sì,
C'è Giulia di Don Saruzzo, la faccio entrare? Falla accomodare. Aspettate qua. Grazie. Benvenuto a casa mia. Grazie. Offri qualcosa alla nostra ospite? Subito, donna Isce. Grazie. Bevete un po' di questo vino nostro. Poche persone lo possono assaggiare. Salute, alla nostra. Io lo so che sei stata tu ad ammazzare Don Tano e sua figlia. E so anche chi è il mandante, Don Saruzzo. Pensi che sia scema? Vado in bagno. Intanto mi fa una sigarietta. Pronto, Don Saro? Dimmi, Giulia. C'è cascata la vita. Buona così. Donna Isce. Stava parlando con Don Saruzzo. Sta parlando. Senti, io sono Donna Isce, la matriarca della Trinatria, o capisci? E a mia fino a oggi, ma pigliato noto in giro, o capisci? O capisci? Ma sei! Non ti muovere, non ammazzo! Ma sei d'ammazzo! A comazzo, puttana! All'inverno domando, come Geruzzo! O capisci? Puttana! Pezzo di merda! Devo chiamare l'ambulanza? No. Organizzatevi. Così chiamate a tutti, chiama gli altri. E mi vendicate. Ammazziamo a tutti. A tutti se vediamo la ammazzare. Prima di tutti a Chissa. Bottana. Sì, a Giulia. Che male. Si calmi, devo organizzare tutto. Sì. Che male. Puttana, me la baiare.
Salutiamo Don Zaruzzo. Salutiamo Don Sergio. Salutiamo. Salutiamo Pecciotto. Io ora come farò con donna Iscia, intanto ho picchiato un caffè. Ecco. Oh, Picciotto. Cavolo, l'hai fatto l'ora. Grazie, non so. No. Grazie Don Sergio. Grazie. E allora, come fa? Donna Iscia purtroppo non è morta. Io lo sapevo. Cioè io vi ricordo fare una cosa, porca puttana. Come frate a farla, porco giorno! Ora venere, tona! Non vi incazzate, Don Zaro. Non mi incazzare. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Ma avete sapete qual è che sti cavendo qua? Non lasciano un pace. Lo fanno girare tranquillo. Questo ora ce lo ritroviamo qua. Senza che voi ve ne accorgete. Volete capire o no? Avete ragione, Don Zaro. Se mi veniamo a organizzare giusto. Andiamo a fare fuori sta bastarda, hai idea tutto l'altro. A morire. Non potremo farlo un'altra volta. Organizziamo i pecciotti. Minchia, ma veriste a chi da che era beda a disco? Ma Come a Nica. ballare? Ma ancora è Nica era. Minchia, Troppo Nica mi pare. minchia, ma chi è sto scroscio? Ma questo, non lo sai. Vieni con me! Ai, bastardo! Basta! Ah, che pettoso che mi dice bastardo! Bastardo, mi ammazza tutte! Ah! Ah! Vieni portare, vieni! Minchia, porca puttana. Ma si viene a casa, caso giovane. Vedi sta cosa, te caso, un bar. Vatin, Senza di voi non vado da nessuno. tinnaire, porca puttana, vatin. Vatin, mi faccio sentire io, vatin. Bastardo. Ammazzai, sì. Ammazzai, sì. Tu te ne vai da, e tu te ne vai da. Ammazzai la chiesa. Merda! Bastardi. Ma noi sono altri pecciati. Tutti morirono. Porca puttana, troia. Aspetta, faccio una chiamata. Pronto? Donna Iscia! A schifo io fineo! Dopo essere da tutto ammazzo! Come? Vattene subito, io ci penso. Vattene. Va bene, vattene, scappa. Ora muccia anticchia io! Fatelo pure voi! Andiamo! Andiamo!
tarda, ora ci penso io. Donna Dina, ora tocca a te, a Moschetta. Moschetta, ora ti ammazza a Mattia, bastarda. Se tu le nozze. Sì, io so. E chi si chiama anche una donnatina? Sì. Ma chi sta accanto? Sta macchina a fare una tassata. Ma chi sente il botto capodanno? Se no viene Don Saruzzo e ti fa sentere a te il botto. Dai. Facciamo un buon travaglio. Execută l'ordine, altfel îți rupem curul. Parliamo adesso di una notizia di cronaca. Un boato spaventoso questa mattina nel Palermitano annuncia la morte del noto boss di Cosa Nostra Dina Sinatra, braccio destro del boss Salvatore Camastra, detto Don Salvo, ricordiamo ucciso l'anno scorso dalla famiglia rivale dei Barrano con a capo Saruzzo. Gli inquirenti sono alla ricerca di elementi per capire appunto come si è potuta svolgere una scena così feroce e drammatica. Una bomba messa sotto la macchina di donna Dina Sinatra, comandata a distanza con un telecomando, non lascia scampo alla donna di 49 anni. La Fiat Punto colore grigio è stata sbalzata a 5 metri dalla carreggiata. La morte quindi è avvenuta su colpo. Si vocifera che l'esecuzione sia stata ordinata da Saruzzo Barrano, attuale capo di Cosa Nostra, attualmente latitante. Non scorreva a quanto pare buon sangue tra le due famiglie, visto che qualche mese fa era stato ucciso il contabile di fiducia della famiglia Barrano, Angelo Di Salvo, quindi una guerra di mafia che non vuole assolutamente finire. Proseguiamo con altre notizie. Riapre i battenti il reparto di cardiologia e chirurgia per l'ospedale. Lata tanto. Io non ne è scappata a casa sogna. Saruzzo non scappa. Mai l'ha fatto, mai. La poscia saluta. Congeniamo in cielo a mettere.
Lavaritto. Tutto a perdere la vita. Tutto. Oggi dai, sono rotto là. Aro. Non posso aspettare! Un gennaio è venuto a sapere certi cose con lavoro. Pensa che volesse la sapere. Oggi mi ha telefonato con voi rasici. Andò, accompagna la sua. Un gennaio già parla un attimo. Ragazzi, da musica. Pronto? Pronto, Gennà? Buonasera, donna Iscia. A cosa devo questa vostra telefonata? Da quando hanno ucciso mio fratello, siete scomparso. Donna Iscia, sono in villeggiatura. Ah sì? Scappare. Non c'è scappato. Gennà, c'è poco da ridere, hai capito? Hanno ucciso donna Dina e anche i miei picciotti. E fra poco Saruzzo si piglia a mia e a tia. Lo capisci? Ma fare qualcosa. Naisce. Saruzzo non si accontenta di me e né di voi. E io perciò non soffro. No, non vi preoccupate. Non vi abbandono, non vi preoccupate. Vabbè, vi mando figlio prima volo. Va bene? D'accordo. Buonasera. Ah, come non finire? Povero fratuzzo mio. Povero fratuzzo mio. Andò. Cosa siete? Ok, boss. Fammi sentire. Un gennaio quando fa un agguato. Quando? Tra 3 giorni. Ho tanti rimani per la Sicilia. Hai sentito qualche cosa? La giungarata sempre più. E sera che zona fai? Sembra stesso. Vabbè. Uscire a pizzeria stasera. Se non parlo così con la B, a mossa per su. A disposizione. Voglio vincere. Nicola! Ma fanno servizi.
Dottore! Che? Che? Ma che stai capito? Questo è ripastato. Ma che ci penso io. Mettete fuori, mettete fuori. Penso io. Aspetta. Aspetta. Aspetta un attimo. Sistemo io. State calmo, ora ci penso io, no? Ora che sto brucia, mi dispiace. Calmati. Che dolore! Calmati. Con questo ti passeranno tutte le cose. Calma. Dai. Bene, ora ti passo. Magari mi mosso ieri. Buongiorno. Salve, siamo qui. Primo biglietto per Brasile. Allora, il primo disponibile è fra 2 giorni. Forse ne stavo capendo, mi serve urgente. Ho solo un posto, ma è già occupato. Non ne stiamo capendo. Prima possibile. A Nagano. Ok. Va bene, oggi alle 12? Perfetto. Ok. Arrivederci. Ona iş Ruslan. Raccomando. Aspettate qua. Donna Iscia, sono arrivate. Falla accomodare. Prego. Tu fermo qua.
Buongiorno, donna Iscia. Buongiorno, don Gennà. Era ora che venivate a casa mia. Benvenuto in Sicilia. Accomodate. Grazie. Donna Iscia, voi ieri mi avete chiamato. Sì. Io stavo al mio locale e mi avete chiamato. E mi ha fatto piacere perché mi ricorda vostro fratello, Don Salvo. Io sto qua per voi. Io, don Gennà, non ce la faccio più. Mio fratello deve essere vendicato. Perché era un grand'uomo, mio fratello. Perciò, o ci pensate voi, o ci penso io con le mie mani. Donna Iscia, io l'unica cosa che posso fare è posso provare a parlare con Saruzzo. Che io sto in una terra che non è mia. Saruzzo, qua, comanda. E io devo stare molto attento. Ci tengo alla mia vita. Posso provare a parlare con lui? Se vi va bene, io parlo con lui. E vediamo se possiamo fare qualcosa. Don Gennà, o lo fate voi, o lo faccio io con le mie mani. Va bene, Donna Iscia. Vi saluto. Arrivederci. Arrivederci. Voglio, andiamoci. Ferma. Arme. State calmo. State calmo. Strunz. Ma tu capi tu chi stai parlando? Con chi sto parlando? Io sono Don Gennaro Benganato. Ci parlo con Don Saruzzo. Hai capito? Prego. E portami rispetto la prossima volta. Cammina, va. State zitto. State calmo. Settete. Settete. State calmo. Settete. Forza! Andiamo da te. Voi lo stronzo sto cadendo. Era disarmato. State calmo. Assettati. Non so, io sono venuto proprio a parlare. Penso che l'avete capito. Il viaggio è andato tutto bene, tutto a posto. Tutto a posto, grazie. Come vi ho visto un po' nervosa. No. Mica, ma Picciotto l'avete trattato non bene. Un po' maluccia, no? Mi aveva tutto rispetto, voi ho sapito come ragionate. Siete un uomo d'onore, no? E penso che lo sapete. Ma siete a una casa, però. Lo so. Questo è vero. E perché siete qua? E vi voglio parlare appunto di questo, vi voglio parlare. Ma poi che poco tempo. Mi ha chiamato donna Iscia ieri. Donna Iscia. Mica la sorella lo braccio destro vostro. No, faccio adesso magari. No. Non salvo. Quindi lo state elogiando. Io sono stato sempre molto fedele a Don Salvo, vi ho sapito. E avete il coraggio pure di dirlo fino a qua. Ma io sono un uomo d'onore. Però la bocca ce l'avete un po' dolce. Lo so. Avevi coglione per venire qua comunque. Bravo. Vi ripeto, io sono un uomo d'onore. Io non ho paura. Perché sono un uomo d'onore. Male. Lo so, forse avete ragione. Io ero nei vostri panni, mi facevo i cazzi miei. Rimanevo a Napoli. Casimmo in Sicilia. E per me questo che voi state facendo, per me è un affronto. Questo mi dispiace. Non ho intenzione di farvi un affronto. Sentami, a Don Gennaro. Amore, va. Scursami i chiacchiere. Che volete miei? Donna Iscia mi ha chiamato e ha detto, me la dico papà le papà. Lo va a Ciro, non so. Lei a me. Sai. Non mi fate ridere. Non mi fate ridere. Io sto soltanto dicendo che lo mai. Donna Iscia non ha più potere di niente. A Donna Iscia l'ho voluto lasciare io. Viva. Ma sai perché? La voglio vedere strisciare. Io fido nel vostro buonsenso. Buonsenso? Perché Don Saruzzo ha un buonsenso. Ti è arrivato questo all'orecchio? Me lo auguro. Passa sto messaggio a Napoli, no? Ma mettete un po' nei miei panni, che dovevo fare?
Però avete anche un po' di comprensione. Se sono venuto qua è perché mi sono prostrato a vostri piedi. Sono venuto nella speranza che voi mi davate udienza e ascolto. E io vi sto dando udienza e ascolto. E io vi ringrazio. Ma magari coso parecchio però. Perché adesso voi vi alzate e ne ritornate a Napoli. Poi dopo dito. Quando volete voi me ne vado. Io ho provato, io ho fatto il mio dovere. I miei mali non sanno. Quando volete me ne posso sempre andare. Mi fa incazzare sta parola, Don Salvo. C'è sto buffone, anche da morto lo chiamate Don Salvo. Vi prego di perdonarmi, ma purtroppo Non ci riesco. È più forte di me. Ora Susine, me ne andate. Io non voglio quella pigliare in questo modo. Me ne andate io. Alzate e ve ne andate. quando volete me ne vado. Ora e subito. Niente, penso di non aver fatto niente. Per me la discussione finisce qua. Va bene. Te ne puoi ir. La saluto. Patinni. Sto di merda! Saniero, vieni qua! Oddio, mi sto scoppiando la testa. Perciò stiamo iniziando, basta. Stiamo, Donzato, tutto a posto. Bravo. Saniero, ma picchiamo a chiamare, va che ci voglio parlare. Ok, non so. Papà, ma che cos'è stato questo rumore? Senti, l'ho fatto bene. No? Ah? Come stai? Senti il rumore? Niente, fuochi d'artificio erano, papà. Che fa ora? Te va con Giulia? Va bene? Te lo foggeretto, papà, e poi ci vediamo dopo, va bene? Fai la brava? E col telefono non ci giocare, va bene? Dai. Giulia! Mi dica, Don Saruzzo. Mettici la giacca alla piccerina, dai, te la porto. Vieni qua. La sto portando. Andiamo. Ciao amore, fai la brava, Perciotto, preparatevi per il conflitto a fuoco. Buon? Occhio vivo, dai. Io mi stanno a cuccare a ticchia, Quando cosa, non so Ruzzo. Grazie, non va buono. Andiamo, dai. Donzato, su sito. La villa è tutta circondata di picciotte. Su sito. Che buttare, vattene che stai venendo. Bastarda. Vabbè, come siamo qua? Donzato, stai circondata, una parte a canna, una parte da bagno. Oh, fai una cosa, tu vattene da bar e ci penso io campana. Occhio vivo, oh! Donzaruzzo, assai, Donzaruzzo! Assai! Occhio vivo, va. Donzaruzzo! Puttana.
fine ha fatto? La vita mia, che fine ha fatto? Stanotte mi guardavo in faccia e mi stringeva in le braccia, fredda come neve. Sto giorno che ne sola e già non guardo l'ora, che non mi sento ancora, ma non vado a mare, non è stato nato cuore, girando e spalla una pistola, sta in terra e non mi senti più, ma non vado a mare, vado all'uomo in da casa, sta infame come l'hanno uccisa, non aveva mai bene più. Che t'hanno fatto? Amore mio, che t'hanno fatto? Ti pregherò che stocchia, fammi l'ultima carezza, fredda come neve. Sto giorno che ne sola, se sei fermato cuore, perché sono viva ancora, ma non vado a mare, non è stato nato cuore, girando e spalla una pistola, sta in terra e non mi senti più. Ma non vado a mare, vado all'uomo in da casa, sta infame come l'hanno uccisa, non aveva mai bene più. Ma l'hanno uccisa, sta in terra e non mi sente più. Com'è, tutto a posto? Tutto a posto, guarda la situazione, tranquilla. La bambina che dice? Ma che deve dire, sconvolta? Era il padre. Poi mi raccomando, sta lì vicino che io mi allontano un attimo. Certo, vado. Ma l'hanno uccisa, sta in terra e non mi sente più. Ma l'hanno uccisa, la vita mia non torna più, non torna più, ma l'hanno uccisa. Ma l'hanno uccisa. Buongiorno, Traisci. Buongiorno ragazzi, accomodatevi. Vi ho fatto chiamare per darvi una bella notizia. Saruzzo Barrano è morto! Siete stati bravissimi, veramente, era ora che lo facevamo fuori. Adesso facciamo un brindisi. Giulietta, ci porti da bere per favore? Arrivo. Finalmente sto pezzo di merda morire. Sì, era ora, veramente, non se ne poteva più.
Stavo in ansia e finalmente mio fratello è stato vendicato. Questa è la cosa importante. Sì. Esatto. Grazie Giulietta. Prego. Grazie. Allora, sono veramente contenta che voi siete qua, Adesso facciamo un brindisi. Alla nostra. Proviamoci. Giù. Ragazzi, oggi ci alliamo a una grande famiglia. Signori, Don Dotuccio Nicosia. Buongiorno, donna Isci. Mi segui, i miei ragazzi sono alla vostra disposizione. Beh, Da oggi in poi la piazza sarà per noi. Piazza per Pescite, piazza via Roma e Michelangelo. Va bene? vabbè, accomodatevi. Ho una condizione, Quale? a seguire l'affare ci saranno i miei piccioni. Donna Ish, ma c'è una mazza dovetta a vicino. Ora chiamo a pigliare, magari ordine di chi stesso. Oh, se ti piace il kiss, capisci? Avete finito con le chiacchiere? Donna Iscia, non siamo venuti qui a farmi insultare. Le regole le faccio io. Mi faccio sentire. Ti sentiamo? Sparso la voce che siete morti, così non ci verranno a cercare. Ma non mi lasciate da solo, Don Zaro. Guarda, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Finisce le contate, sa? E salve, vanno bene l'affare? Sì. Bene, sì. I piccoli miei non ne sono. Caso? A proposito, ma sai che morirò un sarozzo? La piccerita che dice? Vuole vendetta e diventa cane. Deve morire. No, Don Totuccio, no! Questo è troppo! Abbiamo rispettato le vostre leggi fino adesso. Ma la regola di Cosa Nostra è solo una. Le femmine e i picciriddi non si toccano. A te, picciottello, quello che dici tanto Tuccio, vedo che non è una proposta. Ma sono ordini, capisci? Perché te lo dà la testa. I miei ragazzi hanno ragione. Questa non è una famiglia e nemmeno un'organizzazione. Qui stiamo superando il limite. Ammazzare una bambina è una pazzia.
Io non riuscirei a guardarmi allo specchio. Hai capito? I bambini non si toccano. Allora ci pensiamo noi. Da adesso in poi le nostre strade si dividono, ognuno per i fatti suoi. Amore, perciò. Da amici o da nemici? Non lo so. Avanti. Non Saruzzo, siete sveglio? Entra, ma sì. Ho portato un bel tè caldo. Grazie, appoggialo sopra là, ma se ora me lo bevo. Ok, come preferite voi. Come state, Don Saruzzo? Insomma, un po' meglio, diciamo. Dai, piano piano ci riprendiamo. Mi fa piacere. Sette, Tomasi. Don Saruzzo, corre voce che si stanno organizzando per uccidere vostra figlia. Sta dicendo? Ma che sta dicendo? Non vi dovete alzare. Dovete recuperare le forze ancora. Ma sì. Ha pochi mesi che siete a letto, Don Saruzzo, non lo capite? Ma sì. Quando senti che in pericolo c'è una parte della tua vita, non puoi rimanere a letto senza fare niente, ma sì. Non lo può fare. Rimane una cosa, è Benito e sa qualcosa. Sono venuto a sapere che si è nascosto bene, dove nessuno riuscirà a trovarlo. E allora cerchiamo di farlo uscire dalla tana molto presto. Ricominciamo, ma sì. Ci prendiamo in mano tutto quello che abbiamo perso. Riprendiamo in mano la situazione, ma sì. Ma tieni, va che mi caccio. Certo, Don Zar, bentornato. Beh, questa puttana come si sistema? Che non sto chiaro a dire che Chi è? Arrivo? Cosa posso fare per voi, Gioia? a te non ne ha finché non sa più. Neanche. Come so? Non ne ha finché. Lasciami! Non te lo dico! Non è, vuoi travagliare? Non è a finché non sa rosso. Ma te non Si è. nasconde laggiù in una villa al lido, all'orco. Intanto ci voleva dire meglio. E noi ciao, che fai? Sai, la prossima volta parla prima. Ciao. Chi siete voi? Cosa volete? Per la firma, non è la piccinetta, non è la piccinetta! Non è la piccinetta! Non te ne ma siamo pazzi! Ciccio, da sopra, Ciccio! Dov'è? Dov'è? Scappa, Mara, scappa! Oh, dov'è? Dov'è? Dov'è la bambina? Dov'è? Dov'è? Dimmelo, dimmelo! Ara.
vuol dire? Mara! Carina. Vuol dire? Mara! Vuol dire? Mara! Ragazzi! Dove si saluta non c'era niente! Ma stai dolce, sì! E ti metto! E nudo, silenzio! Muto! Cambia insieme queste rumore. Così. Non sarò capace con questo scandalo. Amore, piano piano, lentamente. Spada, fai salto! Merda che sei. Come hai potuto ordinare la morte di una bambina? Puh, cosa schifoso. Non ti vergogni. Non di merda. Un motorone di merda. Ammazza, ma ammazzami! Non devo sparare. Amore, lentamente, messi alla porta. La cagliato! Non la puoi, ammazzami, sparami! Sparami! Era soffrire, che costoso tempo, bastardo. Sparami! Picciotti, andiamo su un bagno con in merda. Oh, mi dà per la padrona da sopra. Era ancora, occhio vivo.